Rappo sui 4,59, quindi tempo inferiore ai 5 minuti per Dario Rappo, un M65, direi niente male, 59,12. Mentre nell'alto siamo al terzo, anzi no, è stata portata a 1,81 l'asticella, e c'è Simone Toniolo che evidentemente, quando non lo stavo a guardare, è riuscito a superare anche 1,78, uno dei suoi migliori risultati in carriera nel salto in alto per l'atleta in forza della Biotecna Marconi. È alla sua portata, diciamo, questa misura, la portata di Simone Toniolo. Intanto, mentre continua la gara del salto in alto, c'è Daniele Pagani, che si appresta a tentare per la prima volta in questa gara ovviamente il 1,81 m. Daniele Pagani che si sta preparando. Andiamo a vedere la composizione della seconda serie dei metri 1500, ma seguiamo prima il tentativo di Daniele Pagani, che veste i colori della Virtus Castenedolo. Un po' di incertezza nell'affrontare la rincorsa, lui che ha una grande esperienza nel salto in alto, misure in passato superiori ai 2,20. Eccolo il salto di Pagani, e non riesce questo primo tentativo di Daniele Pagani. Andiamo a vedere la composizione allora della seconda serie. Giuseppe Ugolini, Olimpia Amatori Rimini, Massimo Club Milano, Paolo Gatti, Daini Karate Brianza, Luciano Moser della Quercia Trentingrana, Mauro Bazzucchi della Athlon, Mario Farina della Daini Karate Brianza, come Michele Calabretta, Gianfranco Belluomo di Dilettantistica Puntese di Catania, Raffaele Mungo della Fratellanza 1874, Stefano Ubaldini Mori della Ansicora, Giuseppe Prina della Roadrunners Club Milano, Orazio Valenti, Dilettantistica Puntese di Catania, Elio Severini della SEF Macerata. Partita la gara ed è al comando provvisoriamente Gianfranco Belluomo davanti al 17 e al 33. Si tratta di Massimo Cimato e Giuseppe Ugolini, rispettivamente della Roadrunners Club Milano e Olimpia Amatori Rimini. Sono questi i primi tre concorrenti. Simone Toniolo, secondo tentativo. Potrebbe starci, vediamo cosa riuscirà a tirar fuori in fatto di energie nel terzo tentativo il portacolori della Biotecna Marcon. Sempre a guidare la gara Gianfranco Belluomo della Dilettantistica Puntese di Catania. Si è formato un terzetto al comando di questa seconda serie dei metri 1500. Belluomo ha un personale di 4,38 e 95 e sta guidando, quando passa davanti a Massimo Cimato del Roadrunners Club Milano e poi Giuseppe Ugolini. A guidare l'inseguimento si sta facendo più intraprendente l'azione di Raffaele Mungo, mentre Daniele Pagani ha superato al secondo tentativo la quota di 1,81. Vediamo se ci riuscirà al terzo Simone Toniolo. Raffaele Mungo guida l'inseguimento per i colori della Fratellanza 1874.
terzetto di testa che ha preso una margine di una ventina di metri di vantaggio. Ora è cambiata la testa degli inseguitori, vedremo tra poco di chi si tratta, mentre Simone Toniolo va al terzo tentativo sulla quota di 1,81. Si è presentato a questa gara con un personale stagionale di 1,72, quindi ottima condotta di gara da parte del portacolori della Biotecna Marcon. E conclude così la sua fatica Simone Toniolo, che torna probabilmente al suo primo amore dopo che è la gara del giavellotto, dove si riesce ad esprimersi al meglio. Ora si è portato al comando Massimo Cimato davanti a Giuseppe Ugolini, cede leggermente Gianfranco Belluomo, con numero 15 a guidare Michele Calabretta. Michele Calabretta davanti a Raffaele Mungo. Sono questi i primi 5 concorrenti, mentre si sta delineando la vittoria, uno sprint probabilmente tra Cimato e Ugolini. È rimasto in gara solo Daniele Pagani nell'alto, vedremo se chiederà altre misure o se concluderà qui, deciderà di concludere qui la sua gara. Siamo alle ultime battute di questa seconda serie, con l'attacco deciso di Giuseppe Ugolini dell'Olimpia Amatori Rimini, che ha staccato di una decina di metri Massimo Cimato. Ugolini Cimato, poi col numero 9 mantiene la terza piazza Gianfranco Belluomo, numero 15 Michele Calabretta, che tenta di insidiare Belluomo, vince quindi Ugolini davanti a Cimato, poi col numero 9 c'è Belluomo e poi Calabretta e poi via via tutti gli altri concorrenti. Archiviata quindi anche la seconda serie, avremo ora una terza serie dove sono gli atleti con i migliori tempi di accredito. Mi pare di capire che rinuncia a proseguire la gara Daniele Pagani, infatti lo vediamo che si porta verso, probabilmente dovrà essere impegnato, sì, infatti così è, nella seconda serie del triplo, quindi risparmia energie per il proseguo della gara. Abbiamo il risultato ufficiale dei 1500 metri donne, con la vittoria di Waltrud Egger, Sport Club Merano, con 100 punti davanti a Maria Linda Ciotti della Roma Atletica, 99 punti, poi Rosa Pattis della Sud Tirol Team Club, 98 punti. Tra poco avremo anche questa premiazione. Prosegue invece la gara del giavellotto, che fin qui abbiamo un po' trascurato, anche se è arrivato quasi al termine del primo gruppo questa gara. Tabelloni sovrapposti, quindi sarà un po' difficile anche seguire questa. Abbiamo il lancio del numero 25. No, il numero 25 nel mio amico, sì, ce l'ho, Piero Ronsini della Giovanni Scavo. Possibile che sia stata invertita probabilmente perché qui c'è il lancio di Luigi Brolo, 32,93 per lui. E andiamo a conoscere quelli che saranno i protagonisti della terza ed ultima serie dei metri 1500, serie dalla quale potrebbero uscire i migliori tempi. Andiamo a vedere Vincenzo Andreoli della Biotecna Marcon, che ha un tempo di un M55 che ha un tempo di accredito di 4:32,64, niente male direi. Poi Mario Vannucci dell'Atletica Pistoia, 4:25,64. Giancarlo Bonfiglioli, M40 della Fratellanza di Modena, con 4:12,87.
Nureddin Maluffi della Roma Atletica, accreditato in tempo di 4:17:33. Poi ancora Renato Cicchetti della Giovanni Scavo 2000, 4:30:28. Alessandro Iacomino accreditato un M35, accreditato di 4:10:05. Moreno Martinini della Olimpia Amatori Rimini 4:26:50. Raffaello Rossi della Giovanni Scavo 4:33:46. Marco Terlicher della Trieste Atletica, accreditato di 4:33:47. Fabio Cestaro Tortellini Voltà Martellago 4:33:07. Luigi Zevini Roma Atletica 4:26:63. Edi Turco della Virtus Castenedolo 4:27:08. Lance Cochrane della Virtus Este Valbona 4:32:61 e Alfredo Bonetti Virtus Castenedolo 4:29:04. Già presentato perché già questi qua. Vabbè, anche se il triplo. Siamo alla partenza di questa terza ed ultima serie, la serie dalla quale potrebbero uscire i migliori tempi, ma poi la classifica è un'altra storia. Giusto? Adesso qui a fianco a me c'è Rosa Marchi, che è una intenditrice profonda del mondo degli amatori, quindi conosce perfettamente anche il meccanismo della compensazione per quanto riguarda le classifiche finali. Giusto, Rosa? Prova a metterti il microfono e magari prova a dirci qualcosa di questo meccanismo. Giralo. No, va bene anche così. Ecco, Rosa Marchi, per chi non la conoscesse, è una velocista che ha fatto attività da giovane, ancora molto giovane per la verità, ha fatto attività di alto livello ed ora riesce ad esprimersi ancora ad alto livello nel settore amatoriale, ma è, diciamo, amatoriale veneta, perché si occupa di parlare dell'atletica amatoriale sia nel sito dell'Atletica Veneta che in altri cose. Quindi è colei che praticamente mette in evidenza tutta l'attività dell'attività amatoriale. Diciamo. Sì, la bellezza di questa manifestazione è il fatto che per atleti di età diverse, dai 35 ai 95 anni, quindi abbiamo questo meccanismo di tabelle che danno un punteggio in base all'età e alla prestazione e in base a questo viene fatta una classifica poi unica. E questo meccanismo permette di fare i campionati di società anche ad attività master per comparare atleti di età diversa ed è un privilegio, tra virgolette, che abbiamo solo in Italia e noi siamo molto contenti di avere questo campionato perché dà modo di far venire fuori lo spirito di squadra ed è la manifestazione più appassionante proprio per le squadre master. Qui a Jesolo ci sono le prime 24 squadre d'Italia dopo la fase regionale e sentite comunque il tifo, la passione che c'è, che coinvolge tutti gli atleti ed è incredibile vedere come ci sono dei risultati veramente di alto livello anche con atleti di età diverse.
Ecco, in questa gara adesso siamo sulla terza serie dei 1500 maschili, giusto? Sì. Quindi qui il sta più titolato è l'atleta di casa Vincenzo Andreoli della Marco. Sì, non è lui che sta guidando la gara in questo momento, sembra dovrebbe essere Alessandro Giacomino, se non ho perso qualche passaggio, perché adesso è ancora in evoluzione la situazione in questa gara. Vedere un po'. Ah, no, ecco. Sì, qui ci sono Sì, in gara atleti dai 35 ai 55 sì, anni. seguiamo però l'andamento delle gare così come le vediamo, perché Sì. è difficile da spiegare. Allora, sta conducendo il numero 26, che è Alessandro Giacomino dell'Atletica Pistoia, che è molto giovane, un 35enne come categoria. A Giancarlo Bonfiglioli della Fratellanza Modena, e siamo al passaggio all'ultimo giro. Fra poco suonerà la campana e si presume, da come si sta evolvendo la situazione, che ci sarà uno sprint tra questi due atleti, perché i due si stanno staccando dal resto del gruppo, con Giacomino che sta guidando davanti a Bonfiglioli. Sempre Giacomino Bonfiglioli, passaggio ai 1200 metri in 3,33, non è male l'andatura, direi. 3,33 quando mancano 250 metri dalla conclusione, e il vantaggio della coppia di testa va aumentando nei confronti degli immediati inseguitori. Mancano 200 metri dalla conclusione e nessuno dei due dà segni di cedimento. Forse Giacomino sta tentando di allungare. Attenzione, perché si sta portando Bonfiglioli all'esterno per tentare di passare, ma resiste Giacomino al comando. Ultimi 100 metri, Giacomino Bonfiglioli, allunga ancora Giacomino e va a vincere questa seconda serie. Attenzione. E 84, Giacomino ha un personale, quanto è dato il personale? 4,10, quindi non è straordinario il tempo, ma la gara è stata piuttosto tattica, direi, fino a un certo punto. Domani non c'è il Torino? Sento che ti aveva chiamato. Vabbè. Domani se vieni diciamo un po'. Preparati, anche io sono preparato, perché non ricordo mai fuori di vista, non è che conoscessi prima non solo il meccanismo del campionato delle società. Ecco, questo contavo io. Sì. E poi farlo per solo. Ne ho parlato una settimana fa. Tanto prosegue tutto il ancora i giorni. E c'è intanto la premiazione dei 1500 femminili, con la vittoria di Walter Gegger davanti a Maria Linda Ciotti e Rosa Pattis. Questo è il podio dei metri 1500. Ecco, andiamo con uno spot pubblicitario, poi andremo a seguire il finale di questa prima giornata, che ha fornito risultati molto interessanti. Via con lo spot pubblicitario, poi ancora.
con voi per seguire questa parte finale della prima giornata del campionato di società, una prima giornata che, come diceva anche Rosa Marchi, ha fornito una serie di prestazioni piuttosto interessanti, che non sono quelle assolute, ma perché bisogna valutare, come diceva giustamente lei, le compensazioni che vengono effettuate proprio per dare modo di valorizzare il risultato agli atleti di una certa età, che ovviamente non possono sicuramente competere con atleti più giovani. Quindi giornata, diciamo, di grandi risultati. Ci rimangono le staffette 4% e mi pare che ci sia in corso di svolgimento, che inizierà tra poco, la seconda serie del salto triplo. Seconda serie del salto triplo e anche la seconda serie del giavellotto dovrebbe esserci ancora da seguire, quindi state ancora con noi perché c'è da divertirsi, perché ancora avremo interessanti risultati sicuramente da queste ultime gare. Ricordo che domani l'inizio delle gare è previsto per le ore 8:30 con la disputa del lancio del martello maschile, poi alle 9 tutte le altre gare. La trasmissione ancora non abbiamo indicazioni, ma dovrebbe iniziare verso le 9, 8:30, dalle 8:30 alle 9 anche. Quindi ecco, abbiamo conferma dalla regia, alle 9 inizia la trasmissione domani mattina, quindi vi aspetto tutti puntuali, tutti con noi domani mattina alle 9 per seguire la seconda giornata di questa interessantissima finale del campionato di società Master. Abbiamo in pedana il secondo gruppo dei concorrenti del salto triplo. Si tratta di Alessandro Guazzalocca, Fratellanza Modena, Michele Ticò della Quercia Trentingrana, Luca Tonello, Tortellini Voltan Martellago, che per la verità avrebbe dovuto essere in pedana anche nel salto in alto, ma che non abbiamo visto nel salto in alto, ma che non mi par di vedere neanche adesso. Non vorrei che avesse subito qualche infortunio, speriamo di no, ovviamente. Poi Paul Zipperle della Sport Club Merana, Alberto Tifi della Athlon Bastia Umbra, Franco Menotti della Biotecna Marcon, poi ancora Ercole Sesini della Roadrunners Club Milano, Sergio Capozzi, Master Atletica, Maurizio Riccitelli del SEF Macerata. Procediamo allora Riccitelli, poi Alexandre Ebner del Südtirol Team Club, Daniele Burchietti dell'Atletica Pistoia, Renato Gallo della Virtus Este Valbona, Antonio Enrico Sedda della Sicura Cagliari, Almicar Mora Bonel della Olimpia Amatori Rimini, Daniele Pagani della Virtus Castenedolo, che abbiamo visto vincitore del salto in alto, e Orel Gabriel Gui della Virtus Castenedolo. Ecco, questi sono i concorrenti che daranno vita alla gara del salto triplo, mentre abbiamo visto che sono entrati anche quelli del lancio del giavellotto, e abbiamo le 3 serie della 4% femminile che tra poco prenderà il via, quindi 3 serie 4% femminile, poi presumibilmente altre 3 della 4% maschile, che concluderanno il programma delle gare in pista quanto riguarda l'anello della pista, mentre triplo andrà ancora un po' per le lunghe e ancora di più il giavellotto, che ancora non ha iniziato con i lanci di riscaldamento per quanto riguarda la seconda serie. Non so se riusciremo prima della conclusione della trasmissione a dare una classifica provvisoria della prima giornata del campionato di società. Sarebbe interessante, provo a informarmi.
Ecco, allora andiamo a seguire, dicevo, la gara del salto triplo, mentre ancora non hanno fatto il loro ingresso in campo le concorrenti delle 3 serie della staffetta 4%. Nel giavellotto vedremo chi saranno gli atleti impegnati all'elenco che variazione. Abbiamo visto qualche atleta che avrebbe dovuto essere nella seconda serie che ha lanciato nella prima serie. Ricordo tutti la diretta streaming con immagini in diretta su www.veneto, sul sito del comune di Cavaliere Percotti. Se riusciremo, ho chiesto intanto alla segreteria di gara se sarà possibile ottenere una situazione provvisoria di classifica per quanto riguarda le gare della prima giornata, o almeno quelle svolte fino a questo momento, tanto per avere un'idea di come sta andando la situazione rispetto alla conquista. Ricordiamo che in questa gara viene assegnato lo scudetto di campione d'Italia, quindi è una gara, insomma, che assegna la supremazia sul territorio nazionale per quanto riguarda l'attività amatoriale. Cioè, interessante anche, diciamo, da Veneto, direi che anche per noi veneti è interessante seguire l'andamento, perché sono diverse le società, specialmente nel settore maschile, dove le società venete potrebbero avere delle chance di vittoria. Parliamo di Master Atletica che guidava la classifica, la società vicentina che guidava la classifica dopo la fase regionale, ma in buona posizione dovrebbe essere anche la formazione della Tortellini Voltan, ma soprattutto quella della Biotecna Marcon, che rispetto alla classifica dopo la fase regionale sembra aver ingaggiato una serie di elementi a sostegno delle proprie possibilità, che potrebbero portarli a un risultato straordinario e anche per certi versi, diciamo, sorprendente. Per quanto riguarda invece il settore femminile, abbiamo visto in buona evidenza le atlete dell'insieme New Food Verona, che occupavano la 6ª posizione di classifica dopo la fase regionale, e anche qui abbiamo visto diverse atlete nelle prime posizioni, quindi questo potrebbe significare anche un'ottima posizione di classifica per le veronesi dell'insieme New Food Verona. Lanci di riscaldamento nella pedana del giavellotto, giavellotti che volano ancora per il momento per lanci di prova, mentre siamo anche in attesa dell'inizio della gara del salto triplo maschile, con pedana probabilmente dai 9 e dagli 11 metri, penso. Vedremo poi come verranno sistemate le due pedane. Una prima giornata che, a dispetto di come si stava presentando, sta finendo nel miglior dei modi, perché sta apparendo anche qualche raggio di sole che ci allieta non poco e ci dà speranza per la giornata di domani, che vedrà la conclusione di questo campionato italiano Master, che si sta rivelando anche più interessante di quanto si poteva supporre, proprio per la presenza di numerosi atleti di notevole valore, ma non parlo proprio di quelli di valore assoluto. Ci sono stati in gara atleti che ancora gareggiano nel settore assoluto e che quindi ovviamente possono fornire prestazioni di alto livello, ma anche gli atleti più avanti con l'età. Io vorrei ricordare la vittoria nel disco di Carmelo Rado, per esempio, poi ancora nel
martello femminile, atleti ed atlete che pur essendo, diciamo così, più riescono ancora a fornire grosse prestazioni. Tabella di compensazione che ci ha così puntualmente e con precisione descritto Rosa Marchi in precedenza, che speriamo di avere domani magari a raccontarci cose un po' più ancora più interessanti sul mondo dell'atletica amatoriale, come ci ha descritto Rosa Marchi. Quindi grazie a queste tabelle di compensazione che solo in Italia vengono applicate, riescono a mettere praticamente gli atleti sullo stesso livello, ovviamente rapportandoli in base all'età, eccetera. Abbiamo l'inizio della gara del salto triplo e abbiamo visto il salto di Alessandro Guazzalocca della Fratellanza Modena. Guazzalocca, primo salto, vediamo questo suo primo risultato. 12,36 subito per lui, che ha un personale di 13,43, quindi è l'atleta che ha il miglior, no, non è il migliore, 14,91 è quello di Amilcar Bonella Mora, che ha 14,91 e gareggia per il colore dell'Amatori Rimini. Ora è in pedana Luca Tonello che, dicevo prima, avrebbe dovuto essere in gara anche nell'alto, evidentemente ha rinunciato all'alto per dedicarsi con più intensità alla gara del triplo. Vediamo questo suo primo salto, che mi sembra piuttosto buono. Vediamo il salto di Luca Tonello, bandiera bianca. Prendiamo la misurazione 12,36, la misura con la quale sta guidando la gara Alessandro Guazzalocca. (11,89) la misura di Tonello, che si pone in seconda posizione. Va ora in pedana Paul Zipperle dello Sport Club Meran. Molto buono anche il salto di Zipperle, che è un M50 e si presenta a questa gara con un personale di 12,76. Ancora non è iniziata la gara del lancio del giavellotto, quindi possiamo dedicarci con più intensità a seguire quella del triplo, mentre vediamo che sono entrate anche le concorrenti della prima serie della 4% femminile. Vediamo la misura di Zipperle. Purtroppo non ce la fanno vedere, c'è sfuggita. Va ora per l'Athlon di Bastia Umbra in pedana Alberto Tiffi. Alberto Tiffi si presenta a questa gara con un personale di 12,44. È buono, valido il salto, si alza la bandiera bianca e attendiamo la misura di questo salto dell'atleta umbro, al quale poi seguirà la portacolori della Biotecna Marcon, un M50 Franco Menotti, 11,69 per Tiffi. Va ora Franco Menotti in pedana della Biotecna Marcon. Ha un personale di 11,43. Qualche problemino con la rincorsa per Menotti. Durato il salto, 10 metri esatti per lui. Ora va Ercole Sesini della Roadrunners Club di Milano a
primo salto. No, non è Sesini, ma è Capozzi. Probabilmente Sesini avrà rinunciato. C'è Sergio Capozzi della Master Atletica pronto a saltare. Pedana dai 9 metri per questi salti. Vediamo la misura di Capozzi, 10,19 per lui. Dovrebbe esserci ora Maurizio Riccitelli. Sì, così è, Riccitelli della SEF Macerata, che ha un personale di 11,11. Non è iniziata ancora la gara del giavellotto. Buono anche il salto di Riccitelli, bandiera bianca, un salto poco superiore ai 10 metri anche per lui. Andiamo a vedere la composizione della prima delle 3 serie dei metri della 4% femminile, con in corsia 1. Vediamo se viene inquadrata la zona di partenza. 10,49 intanto la misura di Riccitelli. E il prossimo sarà Alexander Ebner a saltare. Dicevo, ecco la zona di partenza, la vediamo in questo momento. In corsia 1 c'è l'atletica, un buon salto anche per Ebner, intorno ai 10 metri, questo di Alexander Ebner della Südtirol di Bolzano. Andiamo a presentare quindi la serie numero 1. In corsia 1 atletica Varazze con Laura Bailash, Stefania Barabino, Monica Siri e Daniela Fassi. In 2 Acquadella Bologna con Donata Pagliucca, Antonella Di Falco, Gloria Soffritti e Cristina Mengoli. Corsia 3 per l'Atletica Insieme New Food Verona, che schiera Giuliana Luisetto, Rossella Iorio, Daniela Faraone e Daniela Di Luzio. In corsia 4 l'altra società veneta, la Idealdor Liberta San Biagio con Graziella Tronchin, Angela Flora Olivier, Cinzia Gaion e Paola De Santi. In corsia 5 Atletica Canavesana con Gabriella Cipriano, Fulvia Briccarello, Anna Maria Camoletto e Maria Grazia Zanella. In 6 Libera Atletica con Maria Grazia Rafti, Nadia Ruggeri, Alessandra Lironcurti e Emanuela Diretti. In corsia 7 Sport Club Meran con Cecilia Maria Pirker, con Ingrid Gruber, Ingeborg Zorzi e Edith Lang. In corsia 8 Atletica Visnova con Angela De Rosa, Roberta Gabola, Anna Pergola e Giuseppina De Luca. Queste le formazioni che partiranno tra pochissimo nella prima serie della 4% Master Donne. Il miglior tempo di accredito è 1:01 per la Libera Atletica di Roma, che si presenta con 1:01 netti, poi 1:02,60 per la Visnova, 1:03,2 per lo Sport Club Meran. Sono questi i migliori tempi di accredito di queste formazioni in gara. Arriva anche il comando dello starter, quindi parte la prima serie della 4% donne. Partenza veloce della Idealdor Libertas San Biagio in corsia 4. Bene anche all'esterno la Atletica Visnova. Siamo al primo cambio. Idealdor, all'interno dell'Idealdor c'è la Insieme New Food Verona che risale. Sempre all'esterno molto attive le portacolori dell'Atletica Visnova. New Food Verona che si porta ora al comando
New Food Verona in corsia 3. Si presenta al comando all'ultimo cambio New Food Verona, netto il vantaggio delle ragazze veronesi che si involano verso il traguardo. Alle loro spalle in corsia 4 vediamo l'Ideal D'Or Liberta San Biagio, e va a vincere New Food Verona 56,15. Buono, molto buono il tempo delle atlete veronesi, 56,15 per New Food Verona. Davanti alla Ideal D'Or Liberta San Biagio. Quindi due società venete ai primi due posti di questa prima serie. Sono 3 le serie previste, lo ricordavo in precedenza, quindi tra poco vedremo anche. Mentre nel triplo abbiamo visto un gran salto di Amilcar Mora Bonel della Olimpia Amatori Rimini, M35, che ha un personale di 14,90, rischia di entrare con l'appoggio di step. 13,69 per lui, che lo pone al comando della gara, quindi atleta di origine cubana, grande tradizione nei salti, l'atletica in genere per gli atleti di Cuba. Ora è il turno di Daniele Pagani, che ha un personale di 12,29. Abbiamo visto in precedenza vincitore della gara del salto in alto Daniele Pagani. Vediamo come sa esprimersi nel triplo. Buono il salto, ma penso che Daniele Pagani possa fare anche di meglio di questo salto. Tanto siamo in attesa dell'inizio della gara del giavellotto, che ancora non è iniziata. Vediamo la misura di Pagani, sarà intorno agli 11 metri, presumo, 11,80 per lui. E conclude il primo turno di salti Aurel Gabriel Gui della Virtus Castenedolo, che per la verità non vediamo ancora in pedana. Gui M35, eccolo che si sta portando ora alla partenza della rincorsa dalla tribuna. Applauso ritmato per caricare l'atleta. E direi che è piuttosto buono questo salto. Gui non ha una misura di accredito nell'iscrizione. Vediamo, deve essere un salto intorno ai 12 metri e qualcosa. Vediamo che cosa dice il misuratore. È 12,85, molto buono direi questo di Aurel Gabriel Gui. Quindi per il momento la classifica provvisoria è guidata da Amilcar Bonel Mora. Ora torna in pedana per il suo secondo salto. Ah no, c'è Michele Ticò che non aveva saltato in precedenza della Quercia Trentingrana, quindi va in pedana ora Ticò. Ticò che ha un personale di 13,38, attenzione perché potrebbe influire in maniera determinante sulla classifica. Questi suoi salti potrebbero influire. Vediamo il primo salto di Ticò. Un salto 10 metri. Si stanno intanto preparando le concorrenti della seconda serie della 4%. Nella prima serie c'è stata la vittoria della New Food Verona, 11,77 il salto di Ticò. Torna in pedana intanto per l'inizio del secondo turno di salti Alessandro Guazzalocca della Fratellanza Modena.
1874, in precedenza il suo primo salto 12,36, un personale di 13,43. E questo sembra decisamente migliore. Vediamo se l'occhio non mi inganna. Vediamo la misura di Guazzaloca, che è uno degli atleti di classifica in questa seconda serie. 12,36 in precedenza, 11,90, no, l'occhio mi ha ingannato evidentemente. 11,90 per Guazzaloca. Vediamo se torna a Ticò o se va in pedana ancora Luca Tonello. Luca Tonello al suo secondo salto, ha saltato 11,89 in precedenza. Mentre guardiamo il salto, seguiamo il salto di Tonello e poi andremo a vedere, a presentare la seconda serie della 4% femminile. Potrebbe aver toccato i 12 metri con questo salto, vediamo se ce la fa Luca Tonello. Anche lui è capace negli anni passati di superare i 2,20 metri nell'alto. Vediamo la misura di Tonello, 11,89 nel primo salto, 12,07, si migliora Tonello. Ora è il turno di Zipperle, mentre andiamo a presentare la seconda serie della 4% femminile in corsia 1, la formazione della Cagliari Solo Atletica, futura Cagliari Solo Atletica, con Sonia Fernandez Sanchez, poi Marinella Piras, Maria Francesca Vincis e Bianca Maria Figus. In corsia 2 Atletica San Giovanni di Sassari con Mariangela Piga, Oriana Strinna, Laura Salis e Simonetta Latte. In 3 Atletica Leggera Portici con Anna Marino, Immacolata Diletto, Fulvia Frezza e Paola Petruzzelli. In corsia 4 Giovanni Scavo 2000 di Roma con Tiziana Olivieri, Patrizia Olivieri, Barbara Bettella e Ivana Fella. In corsia 5 Südtirol Team Club con Renato Prast, Irene Senfter, Inge Ploner e Erika Niedmayer. In corsia 6 Sef Macerata con Amalia Micozzi, Emanuela Stacchietti, Paola Tentella e Yolanda Centioni. In 7 Roma Atletica con Anna Sanna, Loredana Turreni, Elvia Di Giulio e Lucilla Fiori. Ed in corsia 8 Atletica Sandro Calvesi con Deborah Locatelli, Cinzia Mismetti, Giuseppina Sergi e Paola Congiu. Questa è la composizione della seconda serie della 4%, ricordo vittoria dell'Ognifudo Verona nella prima serie. Mentre c'è un buon salto nel triplo di Alberto Tiffi, che ha saltato 11,69 nel primo e qui potrebbe aver migliorato. Alberto Tiffi dell'Athlon di Bastia Umbra. Vediamo la sua misura, 11,69, si ripete estrema regolarità da parte di questo atleta. Ora è il turno di Franco Menotti della Biotecna Marcons, un primo salto non riuscito che ha quasi interrotto, ma che poi è stato comunque misurato. Vediamo cosa riesce a fare in questo secondo salto l'atleta della Biotecna. Decisamente migliore questo secondo salto di Menotti, che ha saltato 10 metri al primo. Questo dovrebbe essere intorno agli 11, quindi sicuramente migliore. Si presenta a questa gara con un personale di 11,43, l'atleta in forza alla Biotecna Marcon. Vediamo la misura, 11,10, si migliora sensibilmente Menotti. Partita intanto
la seconda serie della 4% femminile, con un avvio estremamente veloce in corsia 6 della Atletica Libera Atletica di Roma, maglia rossa. Libera Atletica Roma al comando, qualche problemino con i cambi, ma Libera Atletica Roma sempre al comando. Libera Atletica Roma va al cambio, al secondo cambio. Libera Atletica Roma, ultimo cambio. Proprio per le prestazioni volevo invitare i proponenti al podio per le prestazioni che vanno a trovarsi nella giornalista naturalmente volevamo invitare i proponenti giornalista per il centro di 2005. Riuscito a conquistare la seconda piazza in questa gara. Tanto nel giovellotto vediamo il lancio di Pierantonio Lonati della Virtus Castenedolo. serie delle atlete delle formazioni di tanti migliori da seguire con particolare attenzione la tecnica dei Chelsea, cose quest'anno con la formazione di Strelli, Maggio, Monti, 4, 53, 62 e serie con 56 e 31. Nel triplo Enrico Antonio Sedda della Amsicora. Sedda è un M45 e poi il prossimo ad entrare in pedana sarà colui che guida la classifica, sta guidando la classifica provvisoria con 13,69, Amilcar Bonel Mora, atleta di origine cubana, in forza all'Atletica all'Olimpia Amatori Rimini. Seguiamo il salto di Mora e poi andremo a presentare la terza ed ultima serie della 4% femminile. Attenzione al salto di Mora, 13,69 il suo primo salto e questo sembra piuttosto lungo, potrebbe aver superato i 14 metri, vediamo se
sarà così. Ha un personale di 14,91. L'atleta (14,32), si migliora sensibilmente l'atleta in forza all'Olimpia Amatori Rimini. E andiamo a vedere la composizione della terza ed ultima serie della 4%, mentre in pedana va Daniele Pagani per il suo secondo salto alla ricerca dei 12 metri. Corsia 1 c'è la formazione Vittoria Alfieri di Asti con Bruna Spano, Marina Valfrè, Stefania Giulivi e Silvia Binello. In corsia 2 Virtus Castenedolo con Mariuccia Quilleri, Paola Pasini, Barbara Francesca Ferroni e Marinella Signori. Seguiamo il salto di Pagani. Non mi sembra molto migliore di quello precedente. Andiamo avanti con la presentazione della 4% con in corsia 3 atletica ambrosiana Silvia Prina, Silvia Servadei, Susanna Tellini e Neli Greceanu. In corsia 4 atletica dei Gelsi di Roma con Barbara Guarato, Barbara Pozzi, Lucia Maggio e Loredana Ballistreri. In corsia 5 atletica Trieste con Maria Giuseppina San Germano, Elisabetta Dodi, Alessandra Grasso e Paola Capitanio. In 6 atletica Santa Monica Misano Adriatico con Licia Pari, Francesca Mantellato, Alessandra Barilli e Graziella Cermaria. In corsia 7 Assi Giglio Rosso Firenze con Daniela Aldrovandi, Elena Reali, Gianna Lanzini e Susanna Giannoni. In corsia 8 atletica Pistoia con Veronica Bartolini, Cristina Benedetti, Francesca Cammelli e Paola Paolicchi. Intanto abbiamo visto un ottimo salto da parte di Aurel Gabriel Gui, che in precedenza aveva saltato 12,85. Vediamo serie 13,43, si migliora Gui. Mentre sta per partire la serie numero 3 della 4% femminile. Partenza valida, avvio veloce all'esterno per la formazione dell'atletica Pistoia. Pistoia sempre al comando, Giglio Rosso in seconda posizione. Si fa vedere anche la formazione della Trieste Atletica con maglia gialla. Qualche problema al cambio per Pistoia, mentre risale l'Assi Giglio Rosso Firenze. Giglio Rosso che ora è al comando. Giglio Rosso, poi in corsia 5 c'è la formazione della Trieste Atletica. Giglio Rosso, Trieste Atletica, attenzione all'Atletica dei Gelsi che sta rinvenendo. Giglio Rosso, Atletica dei Gelsi e Trieste Atletica 55,92. Quindi miglior tempo realizzato dalla formazione vincitrice di questa serie. Poi vedremo con i meccanismi di compensazione come andrà. Ora sono in programma altre 3 serie della 4% maschile, mentre ora va in pedana per il terzo salto Alessandro Guazzalocca della Fratellanza 1874. Andrea Usai intanto 39,23 nel giavellotto per l'Amsicora di Cagliari.